Bentornati in nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. In arrivo il primo impulso di aria fredda che riuscirà ad esercitare una prima fase di maltempo soprattutto sulle regioni meridionali, vista soprattutto sulla Sardegna meridionale, poi sul Lazio, sulla Campania e su tutto quanto l'Appennino centrale, dove qui la neve calerà bruscamente di quota sotto i 1500 metri. La cosa più particolare riguarda il nord, dove nella giornata di mercoledì, come vedete, assisteremo insomma al primo deciso calo con vedete le correnti fredde artiche che scorreranno in modo deciso fino ad arrivare sull'Europa occidentale. Porterà questa massa d'aria più fredda con termiche al mattino che pensate saranno insomma intorno ai -1 in Val Padana, specie quella centro-occidentale, e i 3 gradi. Insomma, un clima insolitamente anomalo che tornerà insomma invernale, e questa dovuta alla situazione che stiamo vivendo in questi giorni, che continuerà almeno fino alla fine del mese. Lo abbiamo visto e confermato con l'arrivo insomma di questi flussi umidi oceanici che riusciranno ancora a mantenersi attivi, soprattutto quindi sull'Europa nord-occidentale. Si formeranno queste perturbazioni che poi, grazie al flusso di aria più fredda di matrice artica, riuscirà a caricare notevolmente l'aria fredda, a farla arrivare fino all'Europa, specie quella centrale, compresa l'Italia, con il nord più favorito da temperature insomma sotto la media stagionale. Si sta creando questa bolla di aria calda in stratosfera che mantiene quindi le strutture depressionarie lontane dalla Groenlandia, dal Canada, che normalmente dovrebbero trovarsi in questa fase. E non si tratta del Nina, ricordiamo, ma di questo anomalo fenomeno che già insomma porta le prime eruzioni artiche anticipate verso l'Europa. Come vedete, fino al 23 del mese avremo queste temperature anomale con il freddo artico che persisterà e che manterrà insomma soprattutto la Scandinavia su valori insomma addirittura record per il periodo, e le piogge che si concentreranno maggiormente proprio a causa di questi flussi instabili saranno, come vedete, nelle aree in verde, soprattutto lungo il versante balcanico, e come vedete temporali che riusciranno a riversarsi anche sulle due isole maggiori, sul comparto insomma del medio-basso Tirreno, e a tratti anche su nord-est. Ma ne parliamo perché, come vedete, nella giornata di mercoledì vivremo insomma questo periodo caratterizzato da in realtà bel tempo, soprattutto nelle prime ore del giorno su gran parte dell'Italia. Ancora dei rovesci sparsi li avremo soprattutto sulla Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia, specie nella nottata, con i fenomeni che man mano dalla Campania fino ad andare verso la Puglia diminuiranno di intensità, e quindi entro insomma il pomeriggio assisteremo a più schiarite, seppur ancora qualche possibile piovasco lungo il basso Tirreno. E attenzione, perché come vedete andremo a aumentare le velature anche al nord e possibilità di prime deboli precipitazioni dalla serata sul versante ligure, e poi anche sulle zone prealpine centro-orientali e sull'alta Lombardia. Si tratteranno di piovaschi e addirittura di fioccate oltre gli 800 metri. Come vedete, temperature minime che di giorno insomma saranno veramente molto fredde e anomale per quanto riguarda il nord, fino ad arrivare alle Emilia Romagna e su parte dell'alta Toscana. Queste le temperature minime che registreremo, e poi nella giornata di giovedì insomma questo affondo di aria artica confermato, che quindi porterà un deciso cambiamento. Infatti avremo, seppur più aperture al nord-ovest, comunque della nuvolosità irregolare, con la possibilità insomma di qualche nevicata oltre i 500-700 metri, con più schiarite in realtà che avremo dal pomeriggio sul nord-ovest. Risentirà meno della instabilità, mentre il nord-est insomma riceverà qualche precipitazione in più. Il centro vedrà insomma instabilità e temporali su intermittenti, specie sull'Adriatico, sul Lazio, mentre l'Appennino insomma risentirà di nevicate sopra i 1500 metri di quota. Il sud risentirà quindi sulla Sardegna, specie quella meridionale, di maggiori precipitazioni, con peggioramento fino alla Campania entro la serata, con temperature che saranno in deciso calo, seppur invece in ripresa, pensate, sulle regioni del centro e sull'Italia, per la spinta dei venti sud-occidentali che porterà quindi aria un po' più mite. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì,
come vedete assisteremo a un maltempo più diretto sulle aree balcaniche, del basso Tirreno. Insomma, ancora queste aree riceveranno notevoli precipitazioni e addirittura per un calo della quota neve sull'Appennino centrale, che potremo avere insomma anche qui le prime imbiancate, comunque con scarsi accumuli attorno ai 1100 metri di quota, mentre al nord, come vedete, vedremo interessati ancora una volta sul Triveneto, soprattutto sul Trentino, da nevicate sulle Dolomiti fino ai fondovalle. Diversamente sulle Prealpi, quando la giornata di venerdì caleranno di più le temperature, saranno attorno ai 400-600 metri di quota sulla Alta Lombardia e poi sull'Alto Veneto e sul Friuli. Le condizioni saranno comunque caratterizzate, vi ricordo, da maggiore dinamicità in seguito, quando un nuovo impulso potrebbe arrivare proprio dalla serata di domenica e poi ad inizio della prossima settimana, consentendo quindi una nuova possibile perturbazione, che comunque è ben delineata da tutti i modelli. Ancora da capire però se le temperature riusciranno a mantenersi piuttosto fredde in modo da consentire nevicate a bassissima quota nel corso dei prossimi giorni. Lo capiremo per quanto riguarda la giornata proprio tra domenica sera e lunedì. Insomma, vediamo, ci aggiorniamo nel corso dei prossimi aggiornamenti, perché come vedete ogni giorno che passa ogni previsione può cambiare, può variare. Seguiteci sempre.